La sintesi di una tensione straziante, sintetizzata in una metafora semplice e pregnante. Terzo classificato con i versi dal titolo Ore d'insonnia, Cinzia Pitingaro, o Pitingaro, non so come si pronunci, Pitingaro, di Castelbuono in provincia di Palermo. Lei ovviamente non c'è, quindi poi consegneremo il premio. Non so se dobbiamo leggere i versi. Probabilmente no. Andiamo veloce, poi avremo modo di pubblicarli. Andiamo velocissimamente. Anche di renderli noti. Motivazione della seconda classificata, legge Giusy. Per la magistrale sintesi di un discorso ampio, controverso e straziante, qui reso con estrema e poetica incisività. Secondo classificato con i versi dal titolo E tu ricorda, Vincenzo Parato di Salice Salentino in provincia di Lecce, anche lui è assente, anche a lui consegneremo il premio. La motivazione del primo classificato la legge Giovanni, eccoci qua, prego. Primo classificato, fissa con efficacia un'immagine impietosa, simbolo dei nostri tempi, il pantano su cui si immergono figure inconsapevoli. Primo classificato con i versi dal titolo Strilla alle rane, Adriano Ruzzene di Maserata sul Piave in provincia di Treviso, e questo proprio a dimostrazione di quello che dicevamo poco fa anche con Giusy, davvero della presenza territoriale molto estesa su tutto il territorio nazionale dei partecipanti. E poi c'è ancora una menzione speciale anche in questa sezione, la motivazione della legge Giusy, prego. Per l'eleganza con la quale fissa in limpidi versi un sentimento intenso di continuità. Menzione speciale per i versi dal titolo Vite passate a Miriam Ciprian Zisu di Roma, e ovviamente purtroppo anche lui è assente. Corriamo, andiamo alla sezione B. Nella sezione B, come diceva prima Giovanni in apertura, era quella dedicata ai versi liberi, che è una sezione che ha avuto davvero tanti partecipanti. Andiamo con il terzo classificato, prego. Per i richiami, l'estro e l'eleganza con cui un tema tanto universale suona inedito e pregnante nello stile e nelle vividissime immagini del testo. Terzo classificato con la poesia dal titolo Avuto il sonno, Roberto Morpurgo di Bulgaro Grasso in provincia di Como. Siamo davvero in tutta Italia, davvero è molto bella questa cosa. La poesia non la leggiamo, andiamo. Sì, vuoi aggiungere qualcosa? Prego, prego. Volevo dire che tutte queste persone hanno comunque inviato delle frasi di ringraziamento, delle note, e ci stanno seguendo su Facebook, stanno comunque perché scoprono in questo momento praticamente, cioè insomma a breve la classifica, quindi ovviamente per le ovvie motivazioni è difficile spostarsi. Ovviamente sì. Allora, secondo classificato, prego Giusy, la motivazione. Brano ampio, sofisticato, musicalmente avvolgente. In un susseguirsi rapido di immagini e metafore, l'autore compie una riflessione sulla condizione umana nel nostro tempo dispersivo dal personale all'universale. Secondo classificato con la poesia dal titolo Quasi una overture, Salvatore Ferranti, che è uno scrittore di Scicli, esatto, che peraltro doveva essere qui, qua, ha avuto un imprevisto ma stasera appunto non ce l'ha fatta a causa delle condizioni meteo. Andiamo avanti. La motivazione del primo classificato di questa sezione la legge Giovanni Bonfiglio, prego, ecco, passiamo il microfono. Per gli echi ritmati e densi di un mondo quasi inesistente, ma che da sempre è presente nella nostra memoria e nella terra che ci accoglie. La poetessa elabora un ricordo di cose lontane, con parole semplici e piene. La rievocazione è nostalgica, ma senza slittamenti nel facile sentimentalismo, e con il sentore di una fine da accogliere con fermezza. Nel complesso, un componimento di notevole cantabilità e delicatezza lirica. Primo classificato con la poesia dal titolo La notte di San Giovanni, Gabriella Grasso di Acireale in provincia di Catania, che è qui invece presente e ovviamente viene a ritirare il premio. In questo caso la poesia la ascolteremo, la leggerà Giusy. Eccola qui, Gabriella Grasso. Ciao, Gabriella. Ben trovata, emozionata, lo vediamo dal sorriso a tutti i denti. Bravissima. Buonasera, ben trovata, grazie, eccoci qua. Abbraccio fra Giusy e Gabriella. Allora, la leggiamo questa poesia, La notte di San Giovanni.
Quel profumo che aleggia per casa e si spande nei vicoli e in strada e raggiunge il tuo letto, la madia, la cucina, il tuo davanzale, e il profumo dei petali bianchi che galleggiano dentro il catino da 2 notti, accanto al piattino con i chicchi di grano. Con i mignoli stretti serrati pronunciamo parole di pane che hanno odore di cose preziose. Chi mangia stasera? Pasta e riso. Siamo con mare de paradiso, con mare semo e con mare non semo. Quando ve una morte ne spartemo. Scioglieremo infine quei nodi, spargeremo quel grano e le rose, apriremo la porta all'estate che irruente incendia ogni cosa. Brucerà questa nostra stagione, primavera di voli accennati, brucerà e spargerà per le strade neri trucioli e odori di fumo. Non saremo più qui, non vedremo se il miracolo di San Giovanni era vero. Con mari semo e con mari non semo. Quando viene la morte ne spartemo. Bellissima. Grazie Giusy, è veramente una bellissima poesia quella di Gabriella Grasso, anche perché è legata anche alle tradizioni della zona sì, no, sì, c'è anche qui in forme diverse, ma c'è anche qui, diciamo, a Cummaranza siamo Cummare di San Giovanni, Cumpare di San Giovanni, sì, San Giovanni c'è ancora. Grazie ancora. Allora, consegna del premio, lo consegna Cristina, primo classificato della sezione C Versi Liberi. E ci sono in questo caso anche 2 motivazioni speciali in questa sezione. La prima motivazione la legge Giusy Sciacca. La prima strofa paesaggistica si snoda in un unico periodare lungo e complesso, che apre a un tramonto tormentato. Un'unica espressione iniziale anticipa il motivo dominante, esplicitato nella strofa seguente: il tempo immobile dell'assenza. Il fascino della poesia è nelle emozioni a contatto con un paesaggio vivo, trasfigurato dal sentimento di una interna e non placata lacerazione. Menzione speciale per la poesia dal titolo Anche i papaveri sanno a Gabriella Paci di Arezzo. E ancora vedete come siamo davvero presenti in tutta Italia. C'è un'altra menzione speciale sempre in questa sezione, la legge Giovanni in questo caso, prego. Una amara riflessione sul silenzio che è scavare nel cuore del parlare, fino a giungere alla zona in cui si tocca il non senso di una vita che non è più nulla, o forse un crimine lontano. Il tutto nella difficile ed abile elaborazione di parole e verso, separate eppure unite dallo spazio, bianco come il silenzio del titolo, che si divarica tra una parola e l'altra. Menzione speciale per la poesia dal titolo Silenzio a Grazia Pulvirenti di Catania. Lei non è presente, ma credo che ci sia una Federica Bramo, sì, eccola qui che arriva, io l'avevo in scaletta. Federica, buonasera. Papà Carmelo cosa dice? Ah, contento a casa. Ciao Federica. Allora, consegniamo il premio, la menzione speciale per Grazia Pulvirenti, che insomma ha delegato Federica. Grazie ancora, grazie. Allora, noi intanto ci fermiamo. Volevo soltanto sottolineare la singolarità di quest'ultima poesia, che è una poesia dedicata al silenzio, quindi è un po' un contrasto in termini, molto originale e con una pregnanza di lessico che non è molto comune. Nel verso libero ha realizzato veramente un qualcosa di melodioso, di molto tormentato, significativo. Meriterebbe una lettura, ma il tempo non ce l'ho. Ovviamente corriamo. Sì, prego Giusy, no, passatemi il microfono. No, mi permetto di dire che a proposito della qualità dei nostri partecipanti, Grazia Pulvirenti, che ha ricevuto questa menzione speciale, è professoressa di letteratura tedesca all'Università di Catania, è presidente di diverse associazioni, si occupa di teatro, è una drammaturga, è una persona di enorme spessore culturale. Questo è il livello del premio però che questo abbiamo oggi noi alle l'abbiamo Lentini. saputo a posteriori. Ovviamente. Io non lo sapevo fino a stasera.
ovviamente. Ovviamente sì. No, tienilo tu Giusy, abbiamo per il momento concluso questa parte. Cristina ci fa ovviamente cenno di freme perché dobbiamo correre, il tempo finalmente ci sta accompagnando. Adesso ci gustiamo un'altra parte di esibizione ancora del coro Arsis Vocal Ensemble e poi una storico-commedia di Salvo Canto e Sara Cirea che vi presenterò tra un attimo, e poi insomma andremo avanti quando poi concluderemo anche con la premiazione del sonetto d'argento, cioè della prima sezione dedicata appunto al sonetto d'argento, quindi ascolteremo i sonetti. Ovviamente io so chi ha vinto, ma non lo possiamo dire perché non lo possiamo dire ovviamente. Allora grazie a Giusy, grazie a Giovanni almeno per il momento, grazie a Cristina, lo dai a me, lo metto qui. Attenzione agli scalini, il coro, dov'è il coro Arsis Vocal Ensemble? Prego. Ah, eccoci qua, siete pronti?